governo nazionale sa regione Sardegna su una contierra per uno scanto temas che in custardiese sono esaminate le commissioni in cussizzu. Prosucchi per tocca si scola su ministero a pediu a sa regione di dimensionare 9 autonomiasi scolasticas in considero di un tanto dabile dei studentese. Su precustus assessorau a sa cultura della regione a pediu un confronto per discutere dei numero reales presentando su dimensionamento des istitutus e via. Ma canto pare tesu ministru Valditara ha approvato un decreto nuovo che premia sa regione che si adeguano a sos parametros stabiliti dal governo. In cussizzu si discute finza desa proposta de legge che prevede di tornare a selezione diretta desu presidente desa provincia e desu cussizzu. Proposta che vi concorda maggioranza e opposizione, ma siter in sede parlamentare a tapesare con tierras. Crisi e dudas pros ormilli traballadores de sus ulcis, sos ammortizzadores sociales, sono virmoso e si lo sono gettando de palincodu regione governo. Eris, sa chi deppia essere una dia de rispostas, abbidu pezzi accusas e polemicas. Sa protesta è scominciata a Manzano, quando sa sigla sindacale del CGL e Cisle Will hanno occupato la sala riunione des assessorati de su traballo in Casteddu, a posti des sparagola de su capo del gabinetto, che ha dato a eschire che non fu possibile rispettare sos impinno spiccauso e chi non hanno fatto passos addennantisi. A bortedì è stata ribada la risposta dell'assessora Manca, sa autorizzazione a ampliare dinare desuzzu e semanazione di un decreto per toccano sul Ministero del Traballo. Amus apretau a dobios e fatto richiesta precisa prosa proroga desintegrazione salariale straordinaria, ma nemmos ha dato risposta. Diretto a replicau la ministra Marina Calderone. Comprendo su burdello in assessorao, ma è sta arribato su momento di piccare cada uno sa responsabilità de suas e dare informazioni scurrettas, s'impinnu pro sa Sardegna lo mostrano sorfattos. Calderone di fatti esatti spricao chi pro avviare su trattamento straordinario de integrazione salariale si depiati settare s'approvazione desa legge de bilancio 2025. Su finanziamento est de 70 milioni di euro e innanti si depete ischire de canto hanno bisogno a regioni interessate sprova che rappusti su decreto interministeriale canto prima. Finza a cussumamento sa regione podet impreare dinare a barrao dai finanziamenti precedentes pro azzudare sas aziendas in sas aree de crisi che sa proroga desa cassa integrazione balanzoso straordinaria dai prima die de jannaio 2025. A pustisi de custa die de burdellu, sossinda causa nappius a sconvocazione ministeriales pro definire sos accordos supra sos ammortizzadores sociales e sos addobbios a essere su 22, 23 e 24 de jannaio. Contento sos rappresentantes sindacales si che sono andaus omana sottolineau che hanno bizzilare supra su rispetto de sos impinnos piccauso. A sero, s'assessora Desire Manca ha risposto a sas paragolas desa ministra Calderone. Sas informazioni desa ministra l'ardepiana a comunicare a s'assessorau che in tempusu e no a pustir desa protesta in sol locale nostro. Un ubettezzo, qua pustir de sasundichi de note di zero cattischidau a Badualga, frazione de Santu di Adoru. Una bomba ha fatto sartiare in aghera sa macchina di un uomine de 60 chimbannoso, un imprenditore edile. Sa bomba artigianale l'hanno posta sutta su motore de sa Fiat Punto, che scoppiando ha fatto danno a sa macchina e a un'altra vettura, a Curzu, e ha fatto africhini a sorbidor di una ventana de sa dommo de somine. Una squadra de su distaccamento de sos pompieri de Siniscola intervenne a diretto a posti in sicurezza su loccu. Sos carabinieri de Tenenzia de San Teodoro e de su comando provinciale de Nugoro hanno fatto sul rilievo de legge e avviato sas indagini de competenza per scoprire chi ha fatto usato de minetta che ha tiscunnortau sa comunidade. Le parole della sicurezza e su progetto che pro 3 mesi ha per toccao 300 schimbanti studenti della scuola superiore del suo Nugoro prova a vedere de sicurezza in scuola, che sta accabao questo manzano in sa biblioteca esatta de Nugoro, alla maniere Confindustria Sardegna Centrale in collaborazione con INAIL Sardegna, su gruppo Confindustria Giovani Imprenditori e sa fondazione LHS.
Kimbe istitutor, battoro de Nugoro e unu desorgono, pro unu progetto cominciò in Sant'Andria, che in sa proiezione de su docufilm doveva essere una festa, supra la tragedia de Corinaldo de su 2018, uve pro una sala che non fitta a norma de sicurezza sono morta 6 persone. 9 percursor formativos de Kentucchimbantoras in aula e visitas a sas aziendas, che promedio de Confindustria mandano addennanti il fainas in su territorio supra sa sicurezza. Un progetto dunque ideato prova a vedere a sorzovanos che in su limbazzo il soro de sicurezza a 360 gradi e non pezzi in su traballo. Eris Casteddu a Tonorau a Sant'Efis prosa prime sia de sannu de su protettori poderoso in occasione desammentu de su martirio suo, a capitao in su 313 a pustir de Gesusu in si spiaggia de Nora. È stata una cerimonia differente e meda dai cussa che si va che prima dia de maio erisivi prus intima e spirituale, una cerimonia che rinnova su ligamene intre su santo esazittade a sacale aia promitio amparo vitiano. A sasser de seros a professone in San Rugar de Stampagi, accompagnata a pezzi dai su rosario cantao e dai su sonu de San Launeddas, che si statua dai su settichentos in Andias, si statua vatta dai Giuseppe Antonio Lonis, che in so simbolo de su martirio, sa pinna colorata, vrocos e brussino ruglioso. Alla sichire sa scufrarier de Casteddu, sor milizianoso e una truma de devotoso. Quando si statua estorrada a Sacresia de Stampagi, sa archipiscamu de Casteddu, Monsignor Giuseppe Batturi, annausa missa solenne. In sa preica tammentaus importanzia desisperanzia, tema de quest'anno giubilare. Sor martire non sono supereroi o persone che morin pro un'idea, a sottolineau Batturi, sono uomini e femmine che danno sa vita pro amore, pezzi chi è amata, difatti spode donare sa vita come ti ha fatto Efis. Pompiando sa festa de maio, Monsignor Batturi ha invitato la comunità a vivere come pellegrino de speranza e a si va che scurreor de unidade. Su sito archeologico de Angelo Ruiu, scoperto in su 1913, e sa necropoli a Domus de Ianar de Santu Predu, in sartu de Salighera, in sardia scolada sono stato argomento di un convegno, una die in s'ambito de su programma de sa manifestazione ammaniata in occasione de so schentannor de sa naschida de Ercole Contu, uno de sos grandu protagonista de archeologia sarda. Pro sa necropoli de Angelo Ruiu, candidata a UNESCO come patrimonio des umanidade, sono studiando un disinnu pro de mezzorare impreu e pro accabare sos iscavos e sos restauros.